Allora, quali sono i punti sul piatto anche alla luce di quello che sta succedendo al governo? Dobbiamo appunto pagare la procedura di infrazione, qual è il suo pensiero? Che c'è bisogno di un governo che governi, la campagna elettorale è finita, i problemi sono tutti emersi, la legge di stabilità era sbagliata e c'è bisogno di cambiare radicalmente le politiche, ci vuole un piano straordinario di investimenti, bisogna combattere l'evasione fiscale, bisogna davvero andare a prendere i soldi dove sono e bisogna con l'Europa fare una trattativa vera per evitare di essere messi sotto infrazione perché la pagherebbero i lavoratori dipendenti, i precari e i pensionati. Noi queste cose le stiamo dicendo prima dell'Europa, perché CGIL, CISL e UIL è dallo scorso mese di ottobre che dicono al governo che ci voleva un'altra legge di stabilità, non ci hanno ascoltati, stiamo manifestando, siamo in piazza per chiedere i cambiamenti, per rimettere al centro il lavoro, proseguiremo fino a quando il governo non ci ascolta. A questo punto è scontata una manovra bis? È una manovra che debbono fare, i conti non tornano, non solo c'è la manovra bis, qui ci vuole una manovra vera che finora non è stata fatta. Insisto su questo punto, il debito sta aumentando e non è semplicemente un problema dell'Europa che dobbiamo certo discutere, vedere di cambiare anche dei parametri, ma l'evasione fiscale, i condoni fiscali li hanno fatti in Italia. Il fatto che ci sono 120 miliardi di evasione fiscale, di cui 35 di IVA, non è decisa da qualcun altro, è nostro. Il livello che c'è una corruzione senza precedenti è un problema italiano, non è un problema di altri. Il fatto che ci sia precarietà nel lavoro è un problema nostro, non di qualcun altro. Quindi su questo c'è bisogno di cambiare politiche economiche e sociali. Quali sono le vostre mosse? Le nostre mosse sono che noi queste proposte le abbiamo avanzate, stiamo sostenendo il fatto che il governo apra finalmente una trattativa seria e vera con le parti sociali e stiamo manifestando e sostenendola. Sabato 8 c'è la manifestazione del lavoro pubblico a Roma, il 14 di giugno c'è lo sciopero generale di tutti i metalmeccanici con 3 grandi manifestazioni a Napoli, a Firenze e a Milano. Il 22 giugno saremo tutti a Reggio Calabria per dire che il Paese non va diviso ma va unito e bisogna rilanciare una politica diversa, economica, di investimenti e di intervento sociale sulle infrastrutture materiali. Ultima cosa, qui siamo in marittima, grandi nave, 5.000 posti di lavoro dicono a rischio. Io penso che, come ha detto la CGIL regionale, come ha detto la Camera del Lavoro di Venezia e credo come hanno detto anche i sindacati, le grandi navi non possono mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e nella vita viene prima di ogni altra cosa, non c'è ragione di mercato che la possa mettere in discussione, non è il momento di fare forzature, è il momento di utilizzare l'intelligenza e quindi di operare per tutelare sia il patrimonio, sia l'ambiente, sia la vita delle persone.